Stanno sollevando un polverone le dimissioni di Renzo Stevan da storico presidente della Pro Bassano. Dimissioni che arrivano dopo la decisione di cancellare la sfilata dei carri allegorici in centro città. E a spezzare una lancia a favore di Stevan è la referente del FAI bassanese Maria Rosa Zanotto, che lancia una frecciata all'amministrazione comunale e chiede a gran voce che il presidente dimissionario torni sui suoi passi. Non può dimettersi, è una persona così importante che ha fatto grandi cose in 25 anni di volontariato. Vorrei fare presente che è un incarico di volontariato quello che ha fatto l'architetto Renzo Stevan. Una persona che non parla molto ma fa tanto, ha creato degli eventi a Bassano che hanno avuto un successo strepitoso, che sono eventi che portano gente a Bassano, per cui i ristoratori, i baristi, i negozi che sono lì che piangono da mesi, stanno aspettando questi eventi. Lui giustamente è stato amareggiato per il discorso dei carri mascherati, che non è colpa sua se non è stato fatto il carnevale. La colpa è stata di qualcun altro. È stata l'amministrazione che ha ostacolato Renzo Stevan, perché lui come proloco era pronto per fare il carnevale. Poi sono successe, io non voglio approfondire le cose, è successo qualche cosa con l'amministrazione che ha fatto andare a monte tutto questo. E io trovo che questo sia grave. È chiaro che Zanotto attacca duramente lo scaricabarile che avrebbero fatto la sindaca Pavan e la sua giunta in merito alla questione carnevale, addossando la responsabilità alla Pro Bassano. Cos'è che lei si sente di dire all'amministrazione, alla sindaca nello specifico? Alla sindaca nello specifico di parlare con Renzo Stevan, perché è l'atto di una persona che fa le cose con cuore, amareggiato. È un appello che faccio anche da cittadina bassanese e da amica del presidente, perché per me è ancora lui il presidente della Proloco di Bassano.